Con mister Parlato, tecnico della Folgore Caratese. Mister, questa Folgore non si ferma più, complimenti. Grazie, rimando ai ragazzi perché sono stati bravi, hanno cercato di sopportare quella che era la forza della squadra avversaria. Devo fare anche i complimenti perché comunque fino alla fine hanno tenuto alto il ritmo e allo stesso tempo anche il pensiero di tenerla viva la partita, ma i ragazzi sono stati più bravi, abbiamo creato moltissimo. Peccato non aver finalizzato le occasioni nei primi 45 minuti, però aggiungiamo un altro mattone alla nostra classifica e percorso. Ecco, dopo 12 risultati così consecutivi, un'altra vittoria giocando un ottimo calcio. I playoff sono un po' distanti, però giocando così, continuando a macinare i risultati, potete magari davvero crederci in qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava davvero difficile raggiungere? Noi dobbiamo credere nel lavoro quotidiano che facciamo e non sempre portano i risultati. Dobbiamo continuare e poi partita dopo partita, non dobbiamo fare in modo che fino a che non c'è una matematica e quant'altro, ma anche quando ci sarà la matematica che dirà un qualche cosa, comunque bisogna sempre rispettare quello che è il valore dello sport, cioè di provare a darci dentro fino alla fine, perché è quello l'unica cosa che conta. Poi se arriverà saremo ancora tutti molto più felici. Bellissime parole, mister, complimenti ancora, grazie. Grazie.